Ciao a tutti, oggi 1 giugno 2020, sesta tappa ai confini del Veneto. Siamo a Castelnuovo del Garda, un piccolo paese che è stato teatro di una pagina epica della nostra storia, della storia d'Italia. Siamo nel 1866 e in una frazione qua vicino a Oliosi c'è un manipolo di soldati italiani asserragliato ed è assediato dalle truppe austriache. Dopo ore di combattimenti sanguinosi, i soldati italiani esauriscono le munizioni e purtroppo sono costretti ad arrendersi. Ma prima di farlo decidono in qualche modo di salvaguardare la bandiera in loro dotazione. Allora la suddividono in 13 lembi e affidano ogni lembo a un soldato del manipolo. Dopodiché si arrendono agli austriaci. Dopo la fine della guerra i lembi vengono ritrovati, vengono ricuciti e attualmente questa bandiera viene conservata al Museo Vittoriano a Roma. È un fatto storico di cui sicuramente gli abitanti di Castelnuovo del Garda vanno molto orgogliosi. Continuiamo il nostro giro. Siamo sulla pista ciclabile da Castelnuovo verso il lago di Garda. Poi percorreremo il lungo lago fino alla Zise. Ciao. Noi cercavamo la ciclabile in realtà. Ah, grazie. Sì. Troppo veloce, non l'ho vista. Grazie, ciao. Ci troviamo alla Zise, il primo comune d'Italia. La Zise è tradizionalmente una città di pescatori e c'è una leggenda che coinvolge proprio uno di questi. Tanto tempo fa un pescatore lacisiense, le mattine dopo notti particolarmente tempestose, trovava spesso la sua barca in disordine. Allora, una notte che minacciava tempesta, decise di appostarsi per capire chi manometteva le sue cose. Poco dopo lo scoccare della mezzanotte vide 2 vecchie che uscivano da un cunicolo che sbucava sul porto. Questo cunicolo proveniva direttamente dal castello di Mondragon, a pochi chilometri dalla Zise. Un castello nel quale si pensava che abitassero draghi e streghe, perché spesso si sentivano rumori bestiali che risuonavano dalle sue mura. Le donne presero la sua barca e andarono verso il centro del lago. E subito iniziò una tempesta. A questo punto il pescatore fu sicuro che si trattava di 2 streghe e il giorno dopo interpellò il prete del paese per far benedire la sua imbarcazione. In seguito alla benedizione il pescatore non trovò più la barca in disordine, ma poco tempo dopo venne una tempesta formidabile e un fulmine si scagliò contro il castello di Mondragon, che fu distrutto senza lasciare nessuna traccia. In realtà una traccia di questa leggenda rimane. Nello stemma di La Zise, nella parte destra, campeggia un drago rosso che secondo alcuni fa proprio riferimento ai draghi dell'antico castello distrutto. Secondo alcuni le streghe non se ne sono affatto andate, ma continuano a scagliare fulmini e saette durante le notti di tempesta contro gli abitanti di La Zise per vendicarsi della loro disfatta. Quindi non sarà il caso di avventurarsi nel lago quando c'è brutto tempo, per non incorrere nelle ire delle maliarde. Attenzione.
Ed eccoci a Mondragon, dove sarebbe dovuto sorgere il castello della leggenda delle streghe. Oggi non c'è più alcuna traccia di antiche rovine, ci sono solo residenze private. Ma c'è un fatto da registrare. Nel 2018 è stato restaurato un tratto delle mura del castello scaligero di Lazzise e durante i lavori è stato riportato alla luce un corpo mummificato di un animale con denti aguzzi e un aspetto inquietante. Secondo le autorità dovrebbe essere un gatto che fu murato, forse vivo, ai tempi della costruzione del castello, un po' come nel famoso racconto di Edgar Allan Poe. Ma c'è anche chi sostiene che in realtà si tratti di un cucciolo di drago, l'ultimo superstite dopo la distruzione del castello di Mondragon.